Incidente sul lavoro stamane poco prima di mezzogiorno. Siamo a Monfumo, in via Belvedere, all'interno di un giardino privato. Il proprietario aveva chiamato qualche giorno fa per la potatura di un albero troppo alto. Padre e figlio sono arrivati da Maserra con un camioncino dotato di piattaforma e braccio meccanico, di quelli che si usano proprio per la potatura ad alta quota. Dopo aver posizionato il mezzo si sono portati ad altezza albero, ad una decina di metri dal terreno. Probabilmente il braccio meccanico azionato lateralmente è stato sporto un po' troppo. Sta di fatto che per effetto leva il camion si è adagiato sul fianco sinistro. Dal peso i due hanno fatto un volo di 10 metri, in parte schiacciati dal pesante braccio. Allarme immediato da parte di un testimone che ha assistito alla scena, ha subito allertato il 118 di Crespano. I sanitari intervenuti con un'ambulanza medicalizzata hanno confermato da subito la necessità dell'elisoccorso per il padre di 59 anni diretto all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in codice 3. Per lui contusioni multiple al torace, alle gambe, al bacino, alla schiena. Per il figlio di 30 anni si è reso necessario comunque il trasporto all'ospedale di Castelfranco Veneto a bordo dell'ambulanza medicalizzata. Sospetto trauma al bacino e alle caviglie. Sul posto intervenuti anche i vigili del fuoco di Montebelluna, i carabinieri di Asolo e lo Spisal.